Facciamo insieme. Buongiorno a tutti. No, vai. Buongiorno a tutti. Oggi siamo a Fielis e faremo il percorso 157, direzione Monte d'Auda. Benissimo. A dopo. Si parte. Ciao. Ciao. Sei partita bene, Vai da Cristina. Non fare la... No! Allora, fino a qua tutto ok. Adesso però qui il sentiero si perde un po', c'è stata una frana e quindi ci siamo messi i ramponi perché è abbastanza complicato attraversarlo. Panoramicamente è veramente un gran bel sentiero, e poi a parte la fatica iniziale del primo pezzo, il resto costeggia la montagna ed è super. Arrivo, vetta! Dai, via! Andiamo! Su, su! Su, 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 su! Vai, vai, vai! Vetta raggiunta! Fuori forma, senza fiato, però cavoli, quando arrivi su ti si riempie il cuore. Da qui riusciamo a vedere anche il nostro tagliamento, il panorama è qualcosa di incredibile. Allora, al ritorno il tratto è esposto, la neve ha mollato un po', però bisogna sempre prestare molta attenzione perché un passo falso e ciao. Allora, rientro a ritroso lungo il sentiero e a noi il percorso è piaciuto. L'unica cosa, ecco, che fino alla Malga d'Auda è abbastanza noioso, nel senso che è una salita continua in mezzo al bosco, no che non sia bello, però un po' noioso. E poi inizia invece la parte panoramica che ne vale assolutamente la pena. Adesso noi scendiamo giù al paese perché in verità abbiamo fatto uno sbaglio, nel senso siamo arrivati
abbiamo parcheggiato la macchina, abbiamo visto il primo sentiero che buttava verso su e noi l'abbiamo preso a bomba e dovevamo prenderne un altro, ma dopo ve lo spieghiamo. Noi abbiamo parcheggiato la macchina in via Vit e poi da lì abbiamo preso questo percorso, che comunque è un percorso CAI, però non è proprio il percorso ufficiale, diciamo fra parentesi. E la verità è che prendendo però, andando su per di qua, si taglia un bel pezzo di strada. Se volete prenderla c'è anche un signor parcheggio. Bene, eccoci qui con la carta tabacco per spiegarvi il sentiero che noi abbiamo fatto. Noi siamo arrivati a Fielis, abbiamo parcheggiato la macchina, in piazza Fielis inizia il sentiero 157. Allora, prendendo il 157 è una forestale che vi porterà fino a Malga d'Auda. Poi da Malga d'Auda noi abbiamo proseguito e siamo arrivati prima a Forcella Meleit e poi da Forcella Meleit abbiamo raggiunto la Malga Meleit. Come avete visto nel video, io ho risalito una cresta che è esattamente dietro Malga Meleit, da dove potete godere di questo panorama veramente molto bello. Poi da qui siamo ritornati a ritroso indietro, ritornando appunto a Forcella Meleit, a Malga d'Auda e poi lungo la forestale fino ad arrivare a Fielis. Allora, il video finisce qui. Noi speriamo di esservi stati d'aiuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, se avete piacere di vedere altri video nostri dove spieghiamo i sentieri che facciamo, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo, un grosso abbraccio da Cristina e Gianluca.